Ho visto i miei due amici in disperazione. Mi giro verso sinistra e vedo l'altro mio amico, il terzo, che era incastrato tra il palo e la siepe. C'era una festicciola di carnevale a Marsango di Campo San Martino. L'incidente è piombato su un momento di gioia. Questo ragazzo minorenne è corso fuori con il cuore in gola e racconta con il pensiero che va in continuazione a Padova, dove in ospedale il suo amico lotta. Il 17enne ferito non era alla festa, era mezzanotte e mezza. In questo tratto di marciapiedi si era fermato, rientrando a casa a piedi. Con lui c'erano due coetanei, parlavano quando l'auto, una Fiat Punto, è piombata su di loro dopo un testa-coda. È salito proprio nel marciapiede, capito? Dalla parte destra della strada ha sbandato fino alla parte sinistra, è salito nel marciapiede e per un pelo non prendeva anche i miei due amici. Il 17enne viene sbalzato e dopo un volo di qualche metro finisce incastrato tra questo cartello di pericolo e la siepe. La Punto finisce la sua corsa abbattendo la recinzione di una casa a una ventina di metri. Il 17enne è gravissimo, nessuna ferita né per gli amici con lui né per gli occupanti dell'auto. Alla guida c'è un 22enne, al suo fianco un amico di 24 anni, sono di San Giorgio delle Pertiche. Il conducente, sceso dal veicolo, corre a vedere il ragazzo ma strapparla. Il 24enne è attonito, fermo, sotto shock. Gli amici del 17enne, con coraggio, affrontano la situazione, chiamano il 118, non muovono l'amico ma continuano a stimolarlo. Era nel palo, era leggermente cosciente, faceva qualche verso, io cercavo di tenerlo sveglio. Nel momento che sono arrivata l'ambulanza, l'hanno tirato fuori dal palo, l'abbiamo aiutato a spostare questo palo appunto per tirarlo fuori. Nel momento in cui l'hanno sdraiato ha perso totalmente la coscienza, è rimasto incosciente, poi è arrivato l'elisoccorso, ha atterrato nei campi da calcio di Marsango. Il 17enne è ricoverato in ospedale a Padova. Le sue condizioni sono considerate critiche dai sanitari che stanno facendo il massimo. In via Venezia c'è il sole, ma sull'asfalto restano i segni del dramma, le tracce nere della frenata, il palo inclinato, la siepe, la recinzione abbattuta. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Cittadella. Il 22enne, sottoposto agli esami di rito, è risultato positivo all'alcol test. Sotto shock gli amici del 17enne. Una grandissima preoccupazione e anche rabbia per il fatto che chi l'ha investito era in delle condizioni in cui sicuramente non poteva guidare. È stato proprio uno shock. In quel momento non sapevo che fare perché non si poteva fare niente oltre che sperare bene per lui. Speriamo bene, speriamo bene. Hanno detto che era in condizioni gravi e spero che chi l'abbia investito anche abbia le sue conseguenze.